Buonasera dalla TG1. Il presidente Bush ha pronunciato il tanto atteso discorso sul piano di pace americano per il Medio Oriente. Dalla Casa Bianca Bush ha detto sì ad uno Stato palestinese ma con nuovi leaders non compromessi con il terrorismo e ha invitato Israele a ritirarsi sulle posizioni controllate prima dell'inizio della nuova intifada. Ma per i particolari ci colleghiamo con Giovanni Floris a New York. Dunque, qual è il progetto del presidente? Allora, sostanzialmente questo rimpiazzate, dice Bush ai palestinesi, rimpiazzate ad Arafat e gli Stati Uniti appoggeranno la nascita di un nuovo Stato di Palestina con confini provvisori, nuovi e differenti governanti e nascerà la nuova nazione. Gli Stati Uniti in pratica abbandonano definitivamente Arafat. Per quale motivo? Bush dice con chiarezza che l'Associazione Nazionale Palestinese non ha afferrato la mano tesa e ha scelto la via del terrore. Dal terrore non può nascere, dice, la libertà di un popolo. L'ANP incoraggia il terrorismo, aggiunge. Nel contempo il presidente americano chiede alle forze israeliane di ritirarsi nelle posizioni del settembre 2000, liberare quindi i territori rioccupati ed appoggiare, chiede, concretamente il piano americano. Delinea una futura rinascita economica della Palestina, sempre però legata a quello che resta il punto nodale più importante del suo discorso, il rinnovamento totale della leadership attraverso elezioni prima locali, poi nazionali, da tenersi entro la fine dell'anno e da svolgersi sotto la supervisione di osservatori internazionali. Ultimo appello alla Siria perché stia dalla parte giusta, dice Bush, nella lotta contro il terrore e quindi di nuovo l'esposizione di quella che definisce la visione degli Stati Uniti, due stati liberi che vivano fianco a fianco nella pace, Israele e Palestina. Questo è l'atteso discorso di Bush alla fine di una nuova giornata terribile nei territori, giornata di cui ci parla da Gerusalemme Paolo Longo. Quello che resta della banca centrale palestinese è distrutta dai carri armati. Come Jenin sono occupate ormai quasi tutte le città e molti villaggi palestinesi. Israele ha ripreso il controllo dei territori palestinesi, compresa la capitale Ramallah, dove per la terza volta in poche settimane uomini e carri armati hanno circondato il quartiere generale di Arafat. E questa volta l'esercito israeliano resterà a lungo nelle città palestinesi, probabilmente molti mesi, per combattere il terrorismo, dicono gli israeliani, per riprendersi i territori come hanno sempre voluto, accusa Arafat, che fa appello alla comunità internazionale. Per combattere il terrorismo, il primo ministro Sharon promette anche un'azione durissima contro Hamas, il gruppo responsabile degli attacchi degli ultimi giorni, e ha cominciato questa mattina nella striscia di Gaza, a Rafah. Gli elicotteri israeliani hanno lanciato missili contro 2 auto, uccidendo i 6 palestinesi a bordo. Obiettivo dell'attacco, un militante locale di primo piano di Hamas, responsabile, secondo gli israeliani, di un attentato contro una postazione militare israeliana. Hamas nega, accusa Israele di aver ucciso dei civili e naturalmente promette vendetta. Contro Hamas si è mossa anche la polizia dell'autorità palestinese, che ha posto agli arresti domiciliari il capo spirituale Yassin in un tentativo di dimostrare che Arafat si muove veramente per fermare i terroristi. Troppo per gli uomini di Hamas che questa mattina si sono scontrati con la polizia di Arafat. Torniamo in Italia. La settimana decisiva sulla trattativa su fisco, lavoro, mezzogiorno e sommerso parte in un clima sempre rovente. Contro le modifiche all'articolo 18 il leader della CGIL Cofferati ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale ed anche querele per i ministri Maroni e Alemanno, che avevano definito pericolose e intimidatorie alcune sue dichiarazioni. Cofferati ha poi confermato lo sciopero generale in autunno e ha annunciato che la CGIL raccoglierà 5 milioni di firme per promuovere 2 referendum abrogativi contro le deleghe del governo in materia di lavoro. Iniziative politiche, risponde il ministro Maroni, fatte da un sindacato che si è autoescluso dalla trattativa. Delle querele si occupano, ha aggiunto Maroni, i miei avvocati, e sul ricorso alla consulta Maroni dice spetta ai magistrati e non alla CGIL. Tragedia questa sera a Brissogne, nell'Aostano, dove un neonato di 21 giorni e il fratellino di 4 anni sono annegati in un laghetto sotto gli occhi della madre. La donna, ricoverata sotto shock, non è ancora in grado di raccontare i dettagli della sciagura. Sono stati recuperati al tramonto di questa ennesima giornata afosa i corpicini di Matteo, 4 anni, e Davide, 21 giorni appena, morti annegati in questo lago alle porte di Aosta, dove la mamma li aveva portati per respirare un po' d'aria fresca dopo una visita ai nonni. I piccoli Matteo e Davide sono arrivati con la loro mamma a bordo di quest'auto e poi si sono incamminati con lei lungo questa strada che costeggia il laghetto alla ricerca di un po' di fresco.
L'ipotesi è che il più grandicello sia scivolato e che la mamma, Olga Soriso, 31 anni, con in braccio il neonato abbia cercato di salvarlo, ma che abbia messo un piede in fallo anche lei. Ciò che è certo è che un passante ha sentito le sue urla ed è corso per aiutarla, ma i bimbi erano già annegati. A fianco alla donna c'era il corpo di quello più grande. Il piccolo Davide è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e della protezione civile una decina di metri più in là. La donna adesso è all'ospedale di Aosta sotto shock. Gli uomini della squadra mobile stanno aspettando che si riprenda per avere da lei una ricostruzione della tragedia. Dovranno inserirla nel fascicolo dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Pasquale Longarini, che sul luogo della disgrazia ha preferito non fare alcun commento. Ancora una giornata di grande caldo e di afa, con una umidità che ha reso le temperature già alte ancora più insopportabili. 36 gradi oggi a Perugia, la città più calda. I temporali in Piemonte e Lombardia e i nubifragi dell'Alto Adige non sono riusciti a rinfrescare l'aria. In Valle d'Aosta sono cadute alcune frane, ma la situazione è sotto controllo. Negli ospedali delle grandi città aumentano i ricoveri, soprattutto di anziani e bambini. Rimane il problema della siccità al centro-sud, dove continua il razionamento dell'acqua. L'emergenza mucca pazza è ormai alle nostre spalle. Dall'inizio dell'anno sono aumentati i consumi di carne. Una nuova campagna di informazione è stata presentata oggi a Roma. Dal 1° gennaio di quest'anno anche loro devono avere una sorta di documento d'identità. Un passaporto che registra data e luogo di nascita, allevamento di provenienza, eventuali spostamenti, insomma tutte quelle informazioni che consentono di seguire il percorso dell'animale dal pascolo fino al piatto del consumatore. Dopo la brusca flessione causata dall'emergenza mucca pazza, oggi gli italiani sono tornati a mangiare carne bovina. Attraverso questo opuscolo, che verrà distribuito in 6 milioni di copie con i maggiori periodici nazionali, Assocarni, assieme a Ministero della Salute e Unione Europea, ha avviato una campagna di informazione. L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini che quello che mangiano è sicuramente, dal punto di vista della salute, è un dato certo. La carne italiana è assolutamente sicura, perché lo dimostra il fatto che nel nostro paese, anche negli ultimi dati che abbiamo, è il paese dove non c'è nessun rischio, il più basso rischio d'Europa. Calcio, domani ai mondiali la prima semifinale tra Germania e Corea del Sud. L'appuntamento su Rai 1 è alle 13:30. Si giocherà a Seul, in uno stadio dove ci saranno ben 70.000 coreani a spingere la propria nazionale. È in forse la presenza del centrocampista Han. Han invece ha superato i problemi alla caviglia e anche quelli con il Perugia. La società e il giocatore hanno raggiunto infatti un accordo. Ora il coreano è totalmente del Perugia. Per i tedeschi invece il CT Feller si dice fiducioso. Siamo al tempo previsto per domani. Al nord nuvolosità irregolare con piogge o temporali soprattutto sul settore orientale, al centro e sulla Sardegna variabile con temporali sul settore adriatico e sui rilievi appennini. Sud e sulla Sicilia poco nuvoloso, temperature in diminuzione al nord, stazionarie o in lieve diminuzione sulle altre regioni, venti deboli con temporanei rinforzi, mari mossi l'Alto Adriatico, il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, calmi gli altri mari. Ed è tutto per questa edizione, grazie per aver seguito il TG1, buona serata.